siamo ancora pronti a provare a cambiare questa situazione. Hanno tentato di mettere in contrapposizione chi aveva un lavoro e chi non ce l'aveva. Hanno utilizzato la precarietà per rendere precari tutti, non i giovani, tutti, e rendere insicuri. Questo è il male di fondo. Ma allora, proprio perché abbiamo capito, proprio perché in questi anni non abbiamo rinunciato a quest'idea, noi oggi qui non siamo solo a protestare, a dire che le cose non vanno bene, no, siamo qui ad avanzare delle proposte. Le metalmeccaniche, i metalmeccanici hanno un'intelligenza e da sempre non hanno mai guardato a difendere solo i loro interessi, hanno sempre avuto la capacità di offrire anche un progetto per cambiare questo paese e per davvero avere un interesse generale. E noi proprio per questa ragione oggi qui avanziamo delle proposte. Insisto, vogliamo offrire un terreno che riunifichi i diritti delle persone. C'è un insegnamento che ci ha lasciato un grande segretario della CGIL, Di Vittorio, lo diceva negli anni 50, e l'insegnamento era che bisognava impedire in qualsiasi modo che si potesse realizzare una competizione tra lavoratori. Noi dobbiamo evitare i ricatti, la competizione, la contrapposizione. Dobbiamo riunificare, proprio per questa ragione abbiamo bisogno di cambiare. Ed è qui un punto, quello della Costituzione, è stata toccato da tanti. E io lo dico qui dal palco, lo dico a Sandra Bonsanti e a Stefano Rodotà, che hanno lanciato l'idea il 2 giugno e anche la Mannoia di essere a Bologna per difendere la Costituzione. Bene, la FIOM, i metalmeccanici, il 2 giugno saranno lì a Bologna assieme a loro per difendere questo diritto, ma soprattutto per un passaggio in più. Mi permetto di dire, finita la fase. Da cosa ci dovremmo difendere? Noi abbiamo bisogno non di difendere dagli attacchi della Costituzione, abbiamo bisogno di cambiare passo. Noi dobbiamo batterci per realizzarla la Costituzione in tutti i suoi nel diritto alla salute, nel diritto all'istruzione, nell'estensione della democrazia. E diciamolo, noi vogliamo costruire un'Europa, ma anche qui dobbiamo capovolgere il ragionamento. Se è vero, come ha detto la Presidente della Camera, che noi abbiamo la più bella Costituzione del mondo, noi non dobbiamo farci modificare la Costituzione perché ce lo dice l'Europa, al contrario, dobbiamo portare la nostra Costituzione in Europa, dobbiamo estendere i diritti anche dove non ci sono. E le forze politiche devono assumersi questa responsabilità di fronte al Paese. Noi abbiamo invitato tutti a questa manifestazione e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che ci hanno mandato messaggi, ma lo dico con tranquillità, senza alcuna polemica, ma badate, non è che essere qui oggi è il rispetto della FIOM, c'è qualcosa in più. Io non riesco a capire come si può da un lato essere al governo con Berlusconi e dall'altro avere paura di essere qui in questa è un danno ed è un'offesa contro le persone oneste che le tasse le pagano, perché siamo alla follia che quelli che evadono il fisco, che portano i soldi fuori dal nostro paese, sono quelli che usufruiscono dei servizi di questo paese che paghiamo noi in modo democratico nel sostenere. E la lotta alla finanza e alla rendita finanziaria è il punto da cui partire. Lo dico perché tutte le volte che si avanzano delle proposte salta fuori
il bocconiano di turno che ha studiato tanto e che ci dice: ma dove si prendono